È un dato che colpisce da tempo la differenza nei numeri dei contagi e dei decessi tra due regioni contigue, la Lombardia e il Veneto. In quest'ultimo caso si è riscontrata una mortalità molto più bassa. Sentiamo Ivana Godnik. La vera differenza qua è stata che non abbiamo mai avuto una carenza posti letto che ci ha impedito di ricoverare, quindi abbiamo potuto graduare, e questo anche grazie alla scelta di utilizzare le terapie subintensive che ci hanno fatto da intercapedine fra i reparti di malattie infettive e gli altri reparti medici e le terapie intensive. Caratura internazionale, nessuna presunzione, direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Padova da settembre. Il professor Paolo Navalesi il coronavirus l'ha combattuto in prima linea nel reparto più duro, a capo dell'equipe di terapia intensiva che, cifre alla mano, sembra aver operato meglio addirittura a livello nazionale. Tanto che è di 2 giorni fa il dato che il tasso di mortalità lombardo è di 4 volte superiore a quello veneto. Abbiamo avuto 7 giorni di vantaggio, nel senso avevamo un ritardo rispetto a quello che succedeva in Lombardia e l'abbiamo utilizzato. Tra i responsabili del Comitato Scientifico Regionale per il professor Navalesi sono indispensabili la ricerca universitaria e il continuo confronto con la comunità internazionale. La ricerca deve essere estesa a tutte le fonti possibili di informazione. Credo che oggi la grande differenza che può fare la medicina accademica, l'università, sia proprio questo.